come al solito l'allenatore mister Gianluca Marzuoli, gli arbitri di questo incontro Pierluigi Minardi della sezione di Cosenza, Raffaele Buonocuore di Castellammare di Stabia, al crono Amedeo La Calamita di Bari, risponde la femminile Molfetta con Torma, Ginosa, Matranga, Orvat, Cavaliero Pati, Gurrieri, Cochito, Pellegrini, Caputo, Enrico e Bucaleb. L'allenatore è mister Diego Iessi, secondo impegno per la femminile Molfetta in questo 2025. La gara dell'Epifania con la sconfitta per mano del Cagliari, il turno di riposo, e adesso la prima del girone di ritorno, il derby contro il Bitonto, che si gioca nell'insolita cornice del Palapanzini. La novità del futsal mercato in casa femminile di Molfetta è la numero 9 Maya Pellegrini, giocatrice statunitense ma con cittadinanza cilena, giocatrice della nazionale di calcio cilena, che prova quindi con il suo innesso mister Iessi a garantirsi un po' di solidità lì d'attacco, un po' di concretezza e di gol da Maya Pellegrini. Squadre in campo per la foto di rito, cerchiamo di capire anche quelli che sono i due quintetti. Il Bitonto secondo in classifica con 27 punti, è il miglior attacco del campionato con 78 gol segnati. Femminile Molfetta invece di punti ne ha 9 in classifica, 2 vittorie, 3 pareggi nel girone d'andata. L'obiettivo in casa biancorossa è quello della salvezza a fine stagione, e allora sarà un girone di ritorno in cui bisognerà sbagliare il meno possibile. Vediamo i due quintetti: Torma sicuramente per il Molfetta, poi capitano Enrico, poi Orvat, poi credo Cochito e Cavaliero. Dall'altra parte c'è Tampa, c'è Lusileia, c'è Diana Santos, c'è Alessia Greco e c'è Iosi tra i pali. Queste le scelte dei due tecnici. Già sul parquet in posizione il Bitonto, ultimi 5 in casa Molfetta, poi si parte. Sarà fondamentale in casa biancorossa l'approccio alla gara, cercare di contenere le sfuriate iniziali del Bitonto, che come detto ha nel reparto offensivo il suo punto di forza. Lusileia sul punto di battuta. Sta per iniziare il derby, inizia adesso femminile Molfetta Bitonto con Diana Santos che scarica da Tampa e fa partire ufficialmente la gara. Tampa cercata Lusileia contro Enrico, lo scarico in banda per Greco che cerca l'imbucata, arriva Cochito sul secondo palo, anticipa tutto e poi in mezzo a due deve sbarazzarsi del pallone, porta a casa la rimessa laterale, il massimo da quella situazione per la giocatrice boliviana. Enrico da Orvat, cerca Caballero, trovata la spagnola contro Diana Santos, il contrasto vincente della 7 del Bitonto che adesso ha spazio per caltare, ci pensa numero Diana Santos, stappa il derby dopo 35 secondi. Diana Santos, grande giocata in banda per liberarsi dell'avversaria, poi destro fulmineo sul primo palo, non può nulla Torma e 1-0 Bitonto dopo 35 secondi. Tutto il talento di Diana Santos. Caballero, Enrico, tutto cambia dunque in avvio per il Molfetta. Prova a reagire Orvat sul scambio con Caballero, rinvio dal fondo, adesso il Molfetta si deve scuotere. Sarà rinvio dal fondo per Torma, che è stata forse sorpresa da quel tiro di Diana Santos sul primo palo. C'è da dire che la potenza del tiro di Diana era davvero considerevole. Caballero sulla pressione di Diana Santos che scippa un altro pallone, poi Lusileia
Enrico ci mette il piede, poi va a caricare le compagne di squadra, consapevole che un gol in avvio è la cosa peggiore che potesse accadere al Molfetta. Diana Santos alla battuta, occhio a Tampa, controlla Tampa, zona tiro, calciata deviata da Caballero, sarà calcio d'angolo con Diana Santos alla battuta, sempre lei. Palla fuori per Tampa che può calciare, ci prova, prima parata di Torma. Gol numero 7 in stagione per Diana Santos, quello che ha sbloccato il derby del Palapansini. Sempre la 7 ad incaricarsi del corner. Occhio movimento senza palla di Lusileia, anticipata bene da Caballero che prova a lanciare Coquito. La corsa di Coquito, arriva anche Horvat. Coquito va da sola, calcia sul primo palo, si distende Iosi. La risposta del Molfetta con la scorribanda mancina di Coquito, calcio d'angolo. Giocata per Coquito, murata da Diana Santos, calcio d'angolo ancora Molfetta. Con Coquito che chiama a gran voce lo schema. Coquito, palla un po' pigra, la tocca Enrico, la tocca Coquito, rinvio Iosi, che si scritta la partita con una bella parata sul primo palo in tuffo. Tampa da Greco, indicazioni dei due tecnici, si gioca Tampa, Diana Santos, Greco scambia, Diana Santos, poi Tampa, converge verso il centro, Caballero brava col piedone, poi Coquito in un bel palla, parte Caballero in transizione, Caballero, pareggia il derby, Ilenia Caballero, 1-1, grande gara al Palapansini. Il talento della giocatrice spagnola, brava a resistere al tentativo di rimonta di due giocatrici del Bitonto e poi brava a tu per tu con Iosi a fare 1-1, ha pareggiato Caballero, 1-1 al Palapansini. Diana, Tampa, tutto da rifare dunque per il Bitonto. Greco, Diana Santos, non passa su Caballero. Tampa, bella palla per Lusileia che guadagna spazio per Greco, Coquito anticipa, poi ancora il tiro deviato, Torma si impegna e in qualche modo evita il calcio d'angolo. Caballero, Enrico, brutta palla persa da Enrico, in qualche modo la recupera con l'ausilio di Horvat. Poi Coquito, sulla corsa di Enrico arriva Iosi che si complica un po' la vita, riesce in qualche modo a far sua la palla, attenzione perché è partita Lusileia sola, Lusileia tra le braccia di Lilla Torma. Enrico si gioca a 1000 all'ora, Coquito con spazio, finta, controfinta, calcio, murato. Partito a 1000 all'ora questo derby tra femminile Molfetta e Bitonto. Horvat calcia all'improvviso, in qualche modo ancora Iosi la trova lì quella palla. Attenzione a movimenti alle spalle, la difesa di Lusileia con Enrico che sgrida le sue compagne perché Lusileia è tutta sola e fa 2-1. Dormita difensiva del Molfetta e Lusileia ne approfitta per fare 2-1. Raddoppia il Bitonto che torna in vantaggio dopo 2 minuti e 44 secondi, ha segnato The Queen Lusileia. Dentro Teresa Matranga, fuori Caballero e si riparte. Ecco la Matranga al rientro dopo la squalifica che l'ha costretta a saltare la gara contro il Cagliari. Iosi, Greco, va Horvat in pressione, ruba palla all'ungherese. Horvat trattenuta da Greco, non secondo l'arbitro, la rimessa però è del Molfetta perché l'ultimo tocco è di Diana Santos. Così ha deciso il signor Minardi dalla sezione di Cosenza e dunque rimessa Molfetta con Enrico che va a chiedere spiegazioni al direttore di gara. Parte Enrico, la battuta della rimessa, calcio a Horvat, deviazione, calcio d'angolo. Pronto Enrico, fuori Horvat
pensa al tiro, finta contro finta, scarica ancora l'Enrico, tocca per ultima quando la palla era già fuori secondo l'arbitro, rimessa Molfetta. Matranga ciabatta il suo sinistro, attenzione a Lusileia con spazio, Lusileia, Torma prima di tutte, palla in tribuna. Rimessa Bitonto, già battuta in zona Diana Santos, ancora Tampa, poi Lusileia chiede palla, si va invece da Greco in banda opposta. Diana alza la testa, si appoggia da Lusileia in mezzo a due, chiude il triangolo, in qualche modo la prende lei. Torma chiama a gran voce la palla, la fa sua, lancia lontano per Matranga. Non riesce la siciliana ad arrivare su quel pallone. Diana, Tampa, Diana, ancora Diana, prende campo per Greco, calcia con la punta, palla fuori. Rinvio Torma, Matranga a Cochito. Matranga sulla pressione di Lusileia, non può scaricare su Torma, allora Cochito lancia lontano, Enrico si impegna, poi prende un colpo in testa, l'arbitro dovrebbe fermare il gioco, non lo fa in maniera francamente inspiegabile. Adesso è Diana Santos che mette palla fuori, ma colpo alla testa, bisognerebbe fermare il gioco come prima cosa. Non è d'accordo il signor Minardi, ci ha pensato il Bitonto a mettere palla fuori con Horvat che la restituirà alle ragazze allenate da Marzuoli. Ancora dolorante Enrico, ma resta in campo Renatigna, tocca il primo pallone della sua gara scaricandolo in banda. Tampa, Nicoletti, dentro anche lei, dentro anche Mansueto, ne ha cambiati 3 del quartetto mister Marzuoli. Renatigna verso il sinistro, ancora scarica all'indietro per Tampa, finta Tampa, l'attende lì la Torma, subito per Enrico, arriva il raddoppio di Tampa, feroce alle spalle, ruba palla e allora si deve risistemare in fase di non possesso il Molfetta. Con Tampa, Renatigna, Matranga prova a chiudere la diagonale centrale senza successo. Tampa, zona tiro, ci prova all'improvviso un destro potente di Tampa, brava Torma, attenta sul suo palo, recupera in panchina Enrico, dentro Simona Ginosa. Adesso è Matranga che va a fare la centrale di difesa, palla persa da Enrico, scusate, da Horvat, che poi chiude in qualche modo il triangolo. Ancora la giocatrice della nazionale ungherese. Matranga, Horvat cerca una compagna libera, la trova in Simona Ginosa, in mezzo a due, Mansueto ruba palla, Nicoletti, Renatigna, all'indietro da Nicoletti, Tampa, Mansueto, verso il centro, Mansueto, Renatigna, cerca lo scarico in Tampa, Tampa, che varco ha trovato Tampa per il 3-1 del Bitonto, l'ha fatta passare in un groviglio di gambe. 3-1 Bitonto, ha segnato Tampa. Debutto in maglia biancorossa per Maia Pellegrini e il Bitonto che è avanti di 2 dopo 5:41. Gran gol di Tampa, Ginosa non controlla, rimessa a favore del Bitonto, pronta a entrare dentro anche Di Vincenzo, fresca convocata dalla nazionale italiana, dal CT Salvatore per le 2 amichevoli che l'Italia ha disputato col Portogallo. Qui grande scarico di Renatigna per Tampa, secondo palo, Mansueto da 1,5 metri spara alto, occasionissima Bitonto per il poker. Cochito, è partita Ginosa, palla ambiziosa di Cochito ma imprecisa, allora rinvio per Iosi. 6 minuti 10 secondi andati via. 3-1, tante emozioni, partita davvero piacevole. Renatigna da Mansueto, dentro ancora da Renatigna, numero Renatigna, tu per tu con Torma, salta tutti e deposita in rete. Renatigna 4-1.
tutto il talento di Renatigna, tutta la classe della giocatrice del Bitonto. 4-1 Bitonto, ha messo la freccia la formazione di Marzuoli. Pellegrini, Enrico torna dentro lei. Caballero, Ginosa. Per Caballero che si impegna, non riesce a tenerla in campo, guadagna comunque rimessa. Caballero alla battuta, da Enrico. Ginosa. 1 contro 1 di Ginosa, torna indietro Enrico. Intercetta Mansueto, lotta Enrico, rimessa biancorossa. Caballero. Ginosa in mezzo a due, non controlla, rimessa adesso del Bitonto. È andato via il 7° minuto di questa partita. Avanza Nicoletti, Renatigna, Di Vincenzo, Nicoletti, Renatigna, ancora da Nicoletti, Di Vincenzo, all'indietro Susi Nicoletti, in qualche modo Caballero in anticipo su Renatigna, corre Caballero. Torna bene Renatigna e poi fa partire l'azione in 2 contro 1. Renatigna per Mansueto. Torma! Paratissima di Torma, che poi ha accusato un dolore. Gioca comunque Bitonto che non se ne è accorto. Ci prova Mansueto. Torma sul dolore fa un'altra grande parata. Adesso chiede l'intervento dello staff sanitario. Rimessa per il Bitonto. Renatigna fuori, Mansueto alto. Caballero. Gurrieri. Enrico. Alza il pallone, cerca Caballero, controllo volante, poi tocca Mansueto. Possesso biancorosso. Gurrieri. Caputo prova a partire su Nicoletti che usa l'esperienza e non la fa passare. Di Vincenzo alza la pressione il Molfetta. Allora Nicoletti con il saggezza da Mansueto velocizza troppo la giocata per Renatigna. Palla fuori. Caballero cerca Gurrieri, non c'è deviazione, rinvio Iosi. Renatigna. Diana Santos. Renatigna. Lucileia. Pressata da Enrico. Scarica la grande per Diana Santos. Poi Di Vincenzo. Torma. Ancora una parata incredibile del portierone biancorosso. Calcio d'angolo per il Molfetta dall'altro lato. Torma che continua ad avere qualche problema, ha appena comunicato a Bucaleb di scaldarsi perché non è al top. Tocca il gomito sinistro. La giocatrice del Molfetta si scalda Nadia Bucaleb. Nel frattempo attacca il Bitonto con Renatigna da Di Vincenzo, inseguita da Caballero. Torna indietro dalla 9. Renatigna cerca spazio per il mancino, non lo trova e scarica in banda. Diana Santos chiude per Renatigna all'1 contro 1. Magia di Renatigna. Torma! E poi 2 volte Torma con l'aiuto anche del palo. Diana. All'indietro c'è Iosi. Di Vincenzo, Diana Santos. Si fa vedere Lucileia che lavora per Di Vincenzo. Caballero alla meglio, poi rimpallo, brava Greco. Gurrieri non si fida, rimessa laterale. Greco fuori, Di Vincenzo pensa al destro, torna indietro. Poi Diana.
Lusileia larga in banda a destra, davanti a sé sempre Enrico. Diana Santos, finta contro finta, non c'è spazio, torna da Greco, l'ex Lazio, il velo di Diana Santos. Lusileia ancora per Greco, Lusileia di Vincenzo, Diana, palla dentro, arriva Torma in uscita, poi Caballero, 2 contro 2 del Molfetta. Caballero prova ad accendersi ancora, stavolta viene però murato il suo tentativo, rimessa laterale a favore del Molfetta. Erika, Guerrieri, chiamata in causa Torma, può essere una soluzione per il Molfetta. Il portiere che sale e calcia, come in questo caso. Iosi si rifugia in corner. Caballero, fuori Enrico, il destro, fuori di poco. Iosi lontano, cerca Lusileia, una gran palla, Lusileia sbaglia l'aggancio, poi ci prova Caputo tra le braccia di Iosi. 10 minuti 30 secondi andati via in questo primo tempo. 4-1 Bitonto, partita davvero piacevole al Pallapanzini. Bitonto che sta giocando una grande partita, ha sfiorato più volte il quinto gol, poco fa anche un palo. Lusileia ancora contro Enrico, da terra Enrico, Lusileia, e poi da terra Enrico riesce a sporcarla quel tanto che basta per mettere palla in rimessa laterale. Tampa, Grieco, Diana Santos con spazio, calcia, colpisce in pieno Guerrieri, che sembra accusare la pallonata sempre potente di Diana. Pronta Grieco, fuori per Lusileia e Torma ancora con la mano di richiamo. È già la quinta parata decisiva almeno di Lilla Torma in questo pomeriggio. Grieco, Torma in qualche modo in bagger addirittura, poi Caballero colpisce la parte alta del Pallapanzini. Si ripartirà con una rimessa laterale a favore del Bitonto quando siamo a 8 minuti e 54 secondi dal termine del primo tempo. Molfetta che nel prossimo turno si recherà in trasferta, giocherà contro la Lazio. Lusileia intanto lavora in banda questo pallone sul raddoppio di Guerrieri, torna indietro dalla zona di Tampa, cambia banda, Greco fuori, Tampa pensa anche al tiro, ancora Tampa, ci prova, palla fuori. E rimessa laterale, anzi rinvio dal fondo per Torma, già battuto con Caballero. Enrico, Caballero, Enrico, Lusileia sporca questo pallone, Caballero si accontenta della rimessa laterale. Poi palla un po' pigra di Caballero a metà fra Enrico e Torma, Enrico la prende, Horvat prova a passare, non ce la fa su Greco che le sbarra la strada, rimessa laterale. Allora Mister Iessi vuole provare a sfruttare Torma anche come giocatrice di movimento, infatti sale adesso l'ungherese, prova col power play il Molfetta. Enrico, Torma, Enrico alza la testa, pinza di andare dentro e torna indietro da Torma che calcia sul secondo palo, cercava Guerrieri, lotta Diana Santos che però ha toccato per ultimo, la rimessa è del Molfetta. Horvat, Enrico, Guerrieri prova a passare su Diana, tocca per ultimo la giocatrice brasiliana. Batte il Molfetta, sale ancora Torma, adesso prende il centro da Enrico. Torma, non ce la fa Enrico a mantenere in campo questo pallone, rimessa Bitonto che ha condotto bene qui la pressione senza palla con Lusileia che ha conquistato di fatto il possesso con 7:39 per chiudere i primi 20 effettivi, con Mansueto pronto a tornare dentro con Cochito sul cubo del cambio in casa Molfetta. Tampa, Diana Santos, Tampa, Grieco, Diana Santos in buca per Lusileia, spalla alla porta, attenzione perché Tampa è tutta sola, tocca Torma sulla seconda palla e sola Tampa che fa 5-1.
Qui la difesa del Molfetta si è fatta trarre dal pallone, dimenticando il taglio di Tampa. Sulla prima conclusione era stata fenomenale Torma, sulla ribattuta nulla ha potuto. 5-1. Enrico Horvat prova ad andare via da sola l'ungherese, arriva il raddoppio di Tampa e di Diana Santos che rubano palla a Vicky Horvat. Grieco, Diana, Tampa, Diana, Mansueto, ancora da Tampa, Diana, Grieco, Diana Santos, Mansueto, Diana, Grieco, attacca il Bitonto, Diana, la pressione di Horvat e di Enrico. Allora Tampa Caballero anticipa poi il rimpallo, favorisce il Molfetta che viene pressato e allora Torma deve alleggerire la rimessa laterale. Arriverà un time out a breve in casa biancorossa mentre rientra Renatigna. Diana Santos, Tampa, rimessa ancora a Bitonto. Pronta Renatigna, fuori Tampa, suola, calcia. Facile Torma, Coquito, Enrico, Caballero, Horvat controlla, non riesce a lanciarsi Renatigna, allora l'1 contro 1 con Coquito. Renatigna, Coquito le chiude la strada, poi il gran destro di Diana, palla fuori e time out per la femminile Molfetta. Tornano in campo le due squadre, 5:54 per chiudere questo primo tempo, 5-1 Bitonto. Si ripartirà con il rinvio per Torma. Horvat, Coquito. Impreciso il pallone per Caballero, rimessa per Nicoletti. Renatigna, Tampa, Mansueto, movimento senza palla di Renatigna, premiato, ancora Renatigno, Mansueto, finta, Mansueto in buca, palla fuori, non arriva la deviazione di Nicoletti, rimessa Molfetta. Horvat sulla pressione di Renatigna, va da Enrico, in avanti Coquito, anticipata da Tampa, bene Nicoletti, poi Tampa chiude la diagonale, Caballero, resta il Bitonto in possesso, ancora Caballero, Mansueto all'indietro, Iosi, Nicoletti, adesso spazio, 4 contro 3 del Bitonto, Renatigna in surplus, Renatigna cerca lo spazio giusto per servire Nicoletti, non ce la fa, poi Mansueto
sulla palla vagante. 6-1 Nicoletta Mansueto. Molfetta aveva recuperato il possesso della palla, poi non si è riuscita ad allontanare il pallone, che è rimasto nell'area di rigore. Mansueto non poteva proprio sbagliare da pochi passi a fare 6-1, ultimi 5 del primo tempo. Matranga, Enrico, Coquito, pressata, va a terra Renatinho, si gioca. Enrico, Mansueto ancora, poi Matranga in mezzo a due, passa in qualche modo. Enrico a contrasto con Tampa a regolare il corpo a corpo, rimessa a favore del Bitonto. Iosi, Renatigna, cerca Di Vincenzo, Coquito scorta il pallone che termina tra le braccia di Torma. Enrico, Matranga, Coquito, Matranga, Coquito, Enrico, passa Enrico, poi la palla però è uscita, rimessa laterale Bitonto. Renatigna, Di Vincenzo, Mansueto, anzi Nicoletti. Mansueto fa movimento alle spalle di Matranga, Iosi alza la testa, poi preferisce appoggiarsi da Renatigna. Nicoletti, Renatigna, ancora Renatigna, sposta la palla sul mancino, la lascia lì per Di Vincenzo, l'estirata di Enrico a salvare la porta del Molfetta. Pronta Di Vincenzo, Nicoletti, Renatigna, Mansueto, gran controllo e gran gol di Mansueto. Qui giocatona di Nicoletta Mansueto, che metà gol l'ha fatto con il controllo orientato di Suola, lascia sul posto Matranga, poi palla sotto la traversa. 7-1 Bitonto. Fuori Mansueto, dentro Pezzolla. Caballero, Enrico, Matranga. Tutta la potenza offensiva del Bitonto. Questi primi 16 minuti e mezzo di gara. Cercata Coquito, non la prende. Iosi, Renatigna, non passa su Caballero, poi lotta Renatigna, che ha comunque la meglio. Nicoletti, Renatigna, va da sola, scarica all'indietro Pezzolla. Nicoletti, Renatigna, passa Renatigna, Renatigna sul fondo. Allora prova il Molfetta a correre con Coquito, arriva anche Enrico, Coquito calcia, Iosi in due tempi, poi calcia Iosi, palla fuori. Ginosa appena preso il posto di Matranga sul parquet del Palapanzini. Enrico, Coquito, Ginosa, palla deviata da Alessia Greco, rimessa laterale. Coquito, Enrico, Caballero, Enrico prova a passare su Nicoletti, prova l'imbucata e Nicoletti evita il corner la prima volta, la seconda no, tocca a lei per ultimo. Calcio d'angolo per la femminile Molfetta, chiama lo schema. Enrico fuori per Caballero, che non può calciare e perde palla. Pezzolla prova da centrocampo, Torma aveva guadagnato i pali, poi prova a sua volta a calciare, palla fuori. Ultimi 2 minuti del primo tempo. Greco, Diana, Di Vincenzo, Greco, ancora da Diana Santos che calcia, spaccata di Torma. Greco colpisce Caballero.
Coquito, Enrico. Coquito ancora. In avanti Di Vincenzo, svirgola e rimessa laterale. Coquito. Chiede palla a Torma, riceve, prova a salire adesso il Molfetta con il suo portiere come power play. Scambia con Coquito, ancora la boliviana D'Enrico, secondo palo c'è Caballero, cercata, palla fuori, poi Diana alza la testa, cerca Greco, un po' arretrato questo pallone, Greco si impegna ma non la mantiene in campo. Enrico, Coquito, Caballero, non passa su Diana, alza la testa con calma e pazienza, adesso il Bitonto, siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Diana Santos cerca Pezzolla, lavora questo pallone bene alle spalle, c'è Enrico, scarica da Greco contro Ginosa, corpo a corpo vince Ginosa. Coquito, Caballero, con calma il Molfetta che non ha adesso fretta. Coquito ha spazio per l'uno contro uno, Coquito calcia, palla fuori. Diana, Greco, Diana Santos, Greco in avanti, gran palla per Di Vincenzo sul fondo, che palla però nello spazio alle spalle della difesa. Coquito, Enrico, forse l'ultima azione del primo tempo. Coquito in avanti, cerca ancora il suo capitano, corpo a corpo, non c'è fallo, Pezzolla cerca Di Vincenzo, palla che scivola fuori. E allora su questa rimessa laterale si chiuderà il primo tempo. Femminile Molfetta 1, Bitonto 7. Suona adesso la sirena, a risentirci per i secondi 20 minuti effettivi.
Tornano in campo femminile Molfetta e Bitonto. Si riparte dal 7-1 con cui la formazione di Marzuoli ha chiuso il vantaggio il primo tempo. Dopo il botta e risposta iniziale, poi il Bitonto ha preso il largo con merito, giocando davvero una partita di un'alta intensità. Secondo tempo dunque al Palapanzini. Pati in casa Molfetta dà il via al secondo tempo. Horvat, Enrico, Cochito, ancora Enrico, Cochito, palla sotto la suola, cerca Pati contro Diana Santos, rimessa laterale per Diana. Grieco, Tampa, Diana, Lusileia, scarica per Tampa in mezzo alle gambe di Enrico, facile per Torma, subito da Cochito, riparte il Molfetta. Enrico, Horvat, Pati di prima dove non c'è nessuno, Diana da centrocampo, palla fuori. Horvat, Cochito, Enrico tiene palla per Horvat, 1 contro 1 di Horvat, fuori da Cochito, con spazio, calcia, doppia deviazione, poi Iosi blocca. Casa Bitonto si riscalda anche il secondo portiere Coda, classe 2008, e penso che a breve la vedremo in campo nelle rotazioni di mister Marzuoli. Pati intanto scippa palla e torna indietro da Horvat, poi Enrico, Horvat, Cochito alza questo pallone, non era però partita. Horvat, Grieco, Diana Santos, fuori da Grieco, Lusileia anticipata da Cochito, poi Horvat prova a distendersi la ripartenza del Molfetta con Horvat. Grieco tocca palla, rimessa Molfetta, andati via i primi 2 minuti di questo secondo tempo. Ovviamente adesso i ritmi si fanno più bassi, Bitonto ha il match in ghiacciaia, avanza Torma che supera adesso la linea del centrocampo, scarica da Horvat, 1 contro 1 di Horvat, ancora in buca sul secondo palo, non c'era nessuna però delle sue compagnie di squadra. Facile Iosi, Diana Santos, pronta Caballero in casa Molfetta. Suo il gol del momentaneo 1-1, una bella azione personale. Diana, Tampa, si schiaccia il Molfetta, Tampa calcia, trova prima Horvat, poi Enrico sulla strada del suo pallone. Rimessa Molfetta. Negli altri match del pomeriggio l'Audace ha vinto contro la VIP nel derby veneto, vittoria della Lazio sul campo del Cagliari, vinto il Pescara contro il Lamezia. Il Tiki-Taka sta vincendo 3-1 contro l'Atletico Foligno e il CMB ha sbancato San Donato vincendo 4-2 in casa della Kickoff. Nel frattempo Tampa suola all'indietro per Grieco, tocca Mansueto, scusate, tocca Enrico, poi Cochito, raddoppiata, arriva anche Lusileia. Cochito si deve sbarazzare del pallone, è ingestibile però per Horvat. Rimessa laterale, battuta veloce dal Bitonto con Grieco, 8-1. Alessia Grieco sfrutta la rimessa laterale del Bitonto, un po' troppo pigro il Molfetta a tornare in posizione e Grieco fa 8-1 dopo 3 minuti di questo secondo tempo. Caballero, Enrico in avanti da Pati, Caballero, limite dell'area di rigore, non ha spazio per calciare, deve perdere questo palla il Molfetta. Lusileia, Grieco,
Diana. Tampa. Diana. Numero di Diana. Secondo palo Lucileia. Torma miracolosa. Horvat per la ripartenza biancorossa. Sul secondo palo arriva Pati. Horvat. Finta contro finta. Calcia sul primo palo. Cegliosi. Allontana Tampa. Enrico di testa, rimessa laterale. Pronta Pellegrini. In casa Molfetta. Cambia il portiere del Bitonto. Eccolo il debutto in questa serata di coda, applaudita dal pubblico bitontino. Tampa. Tampa. Ancora Torma. Poi Caballero. Fa correre Enrico. 3 contro 2 del Molfetta. Enrico prova la puntata. Lucileia. Poi Pati. Caballero. Horvat. Enrico. Pati. Mezzo a 2. Pati gestisce palla bene per Horvat. Arriva il contrasto falloso di Alessia Greco su Vicky Horvat e punizione Molfetta. Dentro Nicoletti, a breve dentro anche Renatigna e Mansueto. Calcio di punizione biancorosso. Horvat ed Enrico sul punto di battuta. Fischia l'arbitro. Horvat in porta. Coda in 2 tempi. Tampa. Nicoletti. Renatigna. Grieco. Nicoletti. Greco. Renatigna. Passa. Renatigna avanza. Calcia. Fuori. Chiede una deviazione di Torma che dice di non averla presa. Horvat. Enrico. Horvat. Torma non può prendere quel pallone perché l'aveva rimesso in gioco lei, rimessa, e dunque punizione per il Bitonto dal limite dell'area di rigore. Punizione a 2. Dunque ci sarà necessario uno scarico prima di calciare. Greco, Mansueto e Renatigna sul pallone. Nicoletti appostata sul primo palo, sul secondo palo, scusate. Greco, finta, Mansueto! Buca Torma, 9-1 per il Bitonto. Ancora Nicoletta Mansueto su calcio di punizione. Pellegrini. Enrico riparte dunque con punteggio cambiato, 9-1 il gol di Mansueto. Horvat. Enrico. Torma. Chiama palla Horvat, palla imprecisa però da parte della sua connazionale. Rinvio coda. Grieco. Mansueto chiude il triangolo per Nicoletti. Fuori da Renatigna. Renatigna. Torma in 2 tempi. Poi ha subito un colpo in volto.
Applauditissima Lilla Torma dal pubblico del Palapanzini. Adesso lascia il campo, al suo posto dentro Nadia Bukaleb. Tanti applausi per Torma, grandi parate anche oggi. Dentro Bukaleb. Il Bitonto restituisce palla al Molfetta. Caballero. Pellegrini protegge palla, cerca di far correre Caballero, che guadagna comunque rimessa laterale. Pellegrini, ancora da Caballero, prova il tunnel, non si passa dalle parti di Renatigna. Nicoletti, 13 minuti 40 secondi da giocare in questa gara, 9-1 per il Bitonto. Mansueto, bella palla per Renatigna, palo esterno di Renatigna. Poi chiede un fallo ai suoi danni da parte di Pellegrini, che a dire il vero si era aggrappata alla maglia della 9 del Bitonto, non ravvisato dagli arbitri. Enrico, Horvat, parte Pellegrini in parallela, Horvat va da sola, alza la testa, capitano Enrico, ancora Horvat. Caballero, Horvat, alza la pressione del Bitonto, Horvat lascia sul posto Mansueto, cerca la palla per Enrico, persa. Renatigna salta la prima, Renatigna per Mansueto, che forse non si aspettava quel passaggio, infatti allarga le braccia. Coda bene per l'azione del Bitonto. Horvat ruba palla, fa correre Caballero, sola contro il portiere sul fondo. Dentro anche Mayra Abadessa in casa Bitonto, classe 2006. Rotazioni allungate per Marzuoli, ovviamente il punteggio lo agevola in questo. Renatigna, passa Renatigna! 10-1 Renatigna! Ancora un gol della giocatrice con la maglia numero 9. 10-1 Bitonto. (12:33 da giocare). Guerrieri, Enrico, Horvat, Mansueto, Abadessa, Nicoletti, Abadessa, Renatigna, Nicoletti, Mansueto. Chiude Horvat, che ruba palla, poi perde l'attimo giusto per andare in transizione veloce. Guerrieri, Ginosa, Enrico apre il piattone, lo apre troppo, rimessa a Bitonto. Nicoletti, Abadessa, Renatigna, Abadessa, Nicoletti, Ginosa in anticipo. Renatigna non passa su Guerrieri, lottano le due, tocca per ultimo la siciliana del Molfetta. Renatigna fuori, Mansueto calcia Horvat. Rinvio dal fondo poi per Nadia Bukaleb, anzi no, rinvio, anzi calcio d'angolo, c'è stata deviazione. Nicoletti alla battuta, Mansueto, Renatigna, occhio alla palla ancora per Mansueto, alta sopra la traversa. Enrico, Guerrieri, Enrico, Guerrieri contro Nicoletti, chiusa, rimessa laterale. Guerrieri, Ginosa, Enrico in
avanti, troppo in avanti per Horvat, che fa segno col pollice alto, ha apprezzato l'idea della compagna. Coda Di Vincenzo, Nicoletti, Renatigna, tornata dentro anche Lusileia, cercata, spalla alla porta il capitano del Bitonto, Renatigna contro Guerrieri, si accentra, scarica per Di Vincenzo, imprecisa, palla fuori. Di Vincenzo va in pressione su Ginosa, che scarica da Guerrieri, Nicoletti lascia scorrere. Bitonto che nel prossimo turno riposerà e poi riprenderà con la gara interna contro la Lazio. Lazio che sarà invece la prossima avversaria della femminile Molfetta sabato prossimo. Lusileia intanto da Renatigna, che viene fermata da Capitan Marfil Enrico con l'ultimo tocco della giocatrice in maglia 17. Calcio d'angolo dunque per il Bitonto quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto di questa gara femminile. Molfetta 1, Bitonto 10 il parziale al Palapanzini. Renatigna chiusa da Enrico, poi brutta palla persa da Horvat. Enrico deve buttarla lontana. Diana, Di Vincenzo, Diana, Tampa, Diana, Lusileia da Tampa, finta, Tampa ancora indietro, Lusileia e Ginosa, lotta Ginosa, Lusileia con grande classe tiene quella palla. Tampa, che movimento di Vincenzo, Tampa va da Diana, finta, Diana suola all'indietro, Tampa di tacco, Di Vincenzo ancora, Tampa, grande azione, Lusileia, azione magistrale del Bitonto, da standing ovation per l'11-1 di Lusileia, ma azione davvero meravigliosa delle ragazze di Marzuoli. 11-1. Continua ad aumentare il passivo in casa Molfetta. Guerrieri, Enrico, Guerrieri, Tampa all'indietro, Diana, Tampa ancora, Lusileia, Tampa, Lusileia, Tampa, Diana, Tampa, Diana Santos, Lusileia, cambia banda, Di Vincenzo cerca lo spazio per calciare, contrastato il suo tentativo da Simona Ginosa, rientra Caballero. 8:44 da giocare. Di Vincenzo, Diana, Lusileia suolata, bella per Tampa, ancora Tampa, Bucaleb, gran parata. Diana Santos, Tampa, Diana, Lusileia chiude il triangolo, male però. Caballero in avanti, dove però non c'è nessuna delle sue compagne di squadra. Diana, Lusileia, Di Vincenzo, lotta Ginosa, vince il rimpallo, poi Caballero, 2 contro 1, Caballero prova a cercare Ginosa che da 1,5 metri calcia fuori. Di Vincenzo, Diana Santos, Tampa,
Numero di Tampa su Caballero. Che gara anche di Tampa. Di Vincenzo in banda, Lusileia. Di Vincenzo fermata da Martina Caputo. Lusileia, Diana, Tampa, Lusileia, Diana, Tampa, all'indietro Lusileia, fermata da Caballero, gran botta, gran parata di Bucaleb sul destro di Diana Santos. Fuori Enrico, dentro Matranga. Serie si prova anche a gestire adesso Marfilerico, che è diffidata e dunque in caso di eventuale giallo salterebbe la trasferta contro la Lazio. Caputo controlla in qualche modo il pallone, punta Diana Santos, protegge, torna indietro da Caballero. Ancora Liberica, fermata da Tampa al momento di calciare. Di Vincenzo, Lusileia, Di Vincenzo sola contro Bucaleb. Alexandra Di Vincenzo, 12-1 Bitonto. Altra palla coi contagiri di Lusileia e poi davanti al portiere Di Vincenzo non sbaglia. 12-1. Matranga, Caballero, Bucaleb, Ginosa anticipata, calcia greco, Murata, Lusileia, Tampa, Caputo, ancora Tampa, sempre su tutti i palloni. Gol numero 4 in stagione di Alexandra Di Vincenzo, come detto in apertura, convocata da Francesca Salvatore per le due amichevoli che l'Italia ha giocato a Prato contro il Portogallo, una vinta e una persa. Testimoniare l'ulteriore crescita del movimento azzurro e della nazionale, che a marzo si giocherà a Pescara l'accesso al primo storico mondiale, in un girone che vedrà le azzurre confrontarsi tra le altre anche con l'Ungheria di Lilla Torma e Vicky Horvat, ammirate oggi in maglia femminile Molfetta. Colpo di testa di Caputo, facile coda, ultimi 6 minuti e 12 di questa gara. Fa festa il pubblico bitontino al Palapanzini, prestazione davvero autorevole delle campionesse d'Italia in carica. Bucaleb, Diana Santos, palla persa dal Bitonto. Matranga, Caputo, Matranga, Ginosa, Matranga, resiste, poi Ginosa va da Caballero, Caballero con rimpallo ancora, palla resta a Caputo che perde l'attimo buono per calciare, quando ci prova è già tornata Alessia Grieco sulle sue tracce, rimessa laterale dunque a favore della compagine biancorossa con Caputo alla battuta. Anticipo di Diana su Caballero, palla troppo lenta di Matranga, Lusileia, sterza Lusileia, Diana Santos, ancora Diana Santos, 13-1. Minuti e 24 da giocare. Bitonto dilagante, quello ammirato questa sera al Palapanzini. Horvat in avanti, Nicoletti scorta il pallone sul fondo, rimessa laterale per il Bitonto. Grieco,
Nicoletti, Mansueto, Greco, Renatigna, Mansueto, ancora Renatigna, Nicoletti, fermata da Caballero, prova ad andare da sola, Caballero, coda, brava, si distende sul secondo palo e para questa palla. Renatigna, bella palla per Nicoletti, stavolta calcia alto il Bitonto. 4:30 da giocare. Sarà importante in casa Molfetta adesso resettare questa sconfitta, questo risultato pesantissimo, e iniziare a lavorare per preparare la salvezza e la permanenza in categoria. Caleb cerca Caballero, Greco intercetta, poi Mansueto non passa su Horvat che si distende da sola. Horvat da Pati, coda, bravissima sul suo palo. Pati, Caballero, fermata, Matranga, Horvat, da Pati contro Renatigna, Greco prima di tutte, ancora Renatigna, da Nicoletti, 2 contro 2, Nicoletti intercetta Matranga che evita il calcio d'angolo, poi deve liberarsi del pallone, lo fa appoggiandosi a Rebecca Pati. Caballero, Horvat, Matranga, Pati non passa, Greco da Mansueto non controlla, rimessa laterale, 3:16 al termine. Tentativo di Mansueto, palla fuori. Matranga, Caballero, palla imprecisa, Renatigna, Pezzolla, Mansueto, Renatigna, Mansueto, Renatigna ancora, Horvat ruba palla, poi prova a ripartire, si ferma, torna indietro da Teresa Matranga, c'è spazio per Pati che non controlla il pallone, che si spegne in rinvio dal fondo per Stefania Coda. Mansueto, Renatigna prova a girarsi Pezzolla, Matranga ruba palla, 2 contro 1 Molfetta, Caballero da Pati, finta, calcia, anzi cerca il secondo palo, palla che si impenna, calcio d'angolo. Scucchiaia Caballero per Horvat. Horvat 1 contro 1, non c'ha spazio per calciare, brava Nicoletti in marcatura su di lei. Caballero, Pati, fermata Renatigna, lotta Matranga, Horvat, ultimi 100 secondi di gara qui al Palapanzini, non controlla Horvat, rimessa battuta dal Bitonto. Renatigna, Mansueto, Pezzolla, Mansueto chiede palla, Nicoletti va invece da Renatigna, eccola Mansueto, estirata di Pati, rimessa laterale Bitonto.
Mansueto calcia, Matranga intercetta, non riesce poi a servire Pati, che adesso lascia il posto a Cristina Guerrieri per quest'ultimo minuto e 15. Mansueto, Nicoletti, palla a memoria, ma Caballero arriva prima di tutte. La tiene la 10 dal Molfetta. Matranga, partita Guerrieri, Matranga la cerca, palla ambiziosa ma un filo troppo lungo. Questo suggerimento per Guerrieri. Sono 51 adesso i secondi che ci separano dalla sirena. Renatigna da Mansueto. Nicoletti, Mansueto, Renatigna. Mansueto ancora evita la rimessa laterale, Matranga anticipa Pezzolla, poi Horvat colpisce Caballero, rimessa ancora a favore del Bitonto. 32 secondi da giocare. Renatigna non passa, torna indietro, Mansueto, tentativo sul fondo di Pezzolla, è partita Caballero, Bucaleb ci pensa ma poi Nicoletti e Renatigna avevano già rimontato e dunque Matranga, Guerrieri, 20 secondi direttamente in rimessa laterale. Pezzolla, Renatigna, Mansueto, Murata, Pezzolla, 6 secondi, vediamo se prova l'ultimo tiro il Bitonto. Renatigna, Pezzolla, lascia scorrere il tempo, il Bitonto che si prende con forza e merito il derby del Palapanzini, vince per 13-1 sulla femminile Molfetta e continua la sua marcia nelle zone alte della classifica. Da Gabriele Papola è tutto, a risentirci